Sono grata a Venezia per questa scelta e sono contentissima perché in quest'anno devo dire che ho ricevuto dei premi importantissimi per me, per la mia carriera sportiva, e questo mi dà un po' il termometro di quello che sono riuscita a fare in questi anni di duro lavoro, di sicuramente tanti risultati e anche qualche caduta, quindi sono contenta di essere qui oggi. I miei genitori vivono ancora a Spinea, io di fatto da 13 anni che vivo a Verona, quindi insomma io mi sono trasferita lì per seguire in primis il mio vecchio allenatore Alberto Castagnetti e poi per continuare un percorso sportivo. Però sì, siamo tutti rimasti in Veneto, metà della famiglia di mia mamma abita ancora a Murano, mia mamma è nata a Venezia, quindi insomma siamo abbastanza radicati. A marzo rincorreremo questa qualifica alla quinta Olimpiade e speriamo di partire sereni verso Tokyo, verso queste Olimpiade che comunque è sempre, diciamo, semplicemente la gara più importante. Quindi il programma devo dire che non cambia dagli anni scorsi, noi siamo, è logico che la nostra giornata facendo gli atleti di alto livello gira tutto intorno alla nostra pratica sportiva, quindi il doppio allenamento in acqua, la palestra, la fisioterapia, tutta la nostra giornata è impostata per quello. Ci sono tanti progetti, però vedremo. Il nuoto è ancora la mia priorità, ancora per 7 mesi, quindi mi dedicherò anima e corpo a quello e basta.